Buongiorno a tutti. Nell'ultimo video con il Teche abbiamo assistito a due partite disastrose, perse per pochissimi secondi. Adesso noi siamo arrabbiati, vogliamo rifarci. Sei arrabbiato, Teche? Sono arrivatissimo. Molto bene. E scaricherai la tua ira sull'avversario di turno. La Teche alla massima potenza. Facci vedere tutti i tuoi 2750 punti elo Blitz. Lanciamo una sfida e andiamo. Vamos a intentar jugar Cerchiamo di giocare bene. un poco mejor. Di 4, di 5. Gambetto di donna rifiutato, cavallo F6, catalana, C6, molto interessante, uno schema chiuso, scacco per provocare alfiere di 2 dove l'alfiere in D2 è mal piazzato, arrocco corto, a questo punto B6, come vuoi continuare lo sviluppo qui? Alfiere B7, cavallo D7, ottimo, questo cavallo D5, alfiere B7, cavallo C3, Comen. Está e bien. non succede nulla di male. F4, non è antiposizionale quella mossa qua. Il mio cuore non può vedere una mossa così brutta. Io credo che saprei chiaramente che mossa giocare. C5 interesanti. Come non si... Torre C8. Anche, Sí, sì. E ho rigiocato C5 sí, sí. subito. Sí, también. Però voglio comunque prepararlo. Ma F4 non è granché in quella posizione qua. È la mossa che ha fatto. E4, wow. Prendi. Fallo per E4. D4. Deve stare attento, no? Il pedone. Sí. Stare molto attento. Fallo F6. Torre. Amenazando de C5. Sì. Si poteva giocare anche alfiere a 8 forse. Anche, no? Tutte e due. Penso che stai bene, no? Qui. Sí. F5. Che strano. Quiere desviar. Vuole deviare il nostro pedone. Cosa giochi allora? C5 subito. Vamos a abrir un poco. Proviamo ad aprire la posizione. F per E6, F per E6. Il pedone è un pochino debole. Leggermente debole. Però non è nulla di che, no? Se gioca alfiere per B7, cosa giochi? Torre per B7, sì. Sí. Se entra in C6 sposti la donna, no? Sì. Non succede nulla. Sì, la posizione è giocabile, ma è uscito... adesso il suo re è un po' debole, no? C per D4. Alfiere C5. Está alfiere un poco malo. Questo alfiere era un pochino più passivo del suo, va bene. Alfiere mejor. Quindi lo cambiamo. Va bene. Torre D1. Donna E7. Aquí centralizado. Centralizzando la donna. Sì. Come ti sembra? Ok. Vale. Tocca a te. A5. Difficile trovare un piano, no? In questa posizione. B6 algo debile. Mi sei un po' debole. Ok, lui adesso ha deciso di sciogliere la tensione. Comunque è sempre giocabile, no? Credo la posizione. Cavallo di 3, torre C6. Va bene. 1 minuto contro 1 minuto e 21. Ok. Donna di 7. Con qualche minaccia. Torre di 8, raddoppiando sulla colonna D. Sì, il suo re è leggermente esposto, no? Per la mancanza del pedone F. Sì. Quindi potresti approfittarne per preparargli delle sorpresine. Cavallo C5 è possibile da parte sua.
torre Allora, por. per B7, due torri a volte sono meglio di una donna. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Sì. Abbiamo il sorpasso del tempo. Questa la vinciamo perché è più tempo. Questa adesso sento che la vince, poi prenderai confidenza e vincerai altre partite. Cavallo C5, quindi due torri sono meglio di una donna, secondo il Teche. Non ha attacchi doppi? No. Che il suo re poi è debole, no? Sì, Sì. perché puoi attaccarlo lungo le due traverse. Donna di 4. Va bene. Devi risolvere i problemi in fretta. Jaque. H5, molto bene, bellissima mossa. Scacco, re H7. Torre F5, cavallo di 6. In ogni caso la partita non è ancora finita. Torre per D6, torre F2, inizi a prendere pedoni. Vediamo se ci sono chance. A4, che non si è creato il pedone passato, stranissimo. Era meglio prendere in V6, no? Subito. Sì. Ora per V6. Ok, re H8. Re H7. Il cavallo tiene 4. Stiamo quasi meglio qua. Quasi matto con 6 secondi. Stiamo a dare un'occhiata alla partita. Guadagni 7 punti elo e arrivi a 2757. Guardiamo allora un attimo la partita. Sì. Allora, adesso che la partita è andata così. Allora, ti ha fatto la catalana, C6. Io preferisco forse dare scacco subito in B4. Adesso. Sì. Orden más C'è pensado. un ordine più preciso forse. C6. Alfiere B4, alfiere 7 perché l'alfiere qua è mal piazzato, no? Perché toglie la casella al cavallo. Arrocco, donna C2, B6, no? Per giocare in questo modo. Allo E5 secondo me non mi convince molto qua allo E5. E cavallo di 7. F4 è molto strana, secondo me qua subito C5 era meglio per aprire, così non ha tempo di... torre C8 è troppo lenta, no? Ha questa opzione extra, cioè va Sì. bene, no? Però... Sì. Cioè se giochi C5 non ha più tempo di giocare E4, deve già preoccuparsi del pedone, no? E secondo me forse sta anche meglio il nero, no? Sì. Mejor. Perché se prende, magari prendi, magari giochi così, adesso cavallo per E5, bam, Sì. e stai un pochino meglio. Ok, torre C8, qua ti ha fatto il 4, no? Che era un po', ma... Qua... forse C5 C5. subito, rompendo subito, perché se gioca questa e 5, no? Magari uno prende in D4, iniziamo, è bellissima. Il suo è per F... Alfil C5. Alfiere C5 quando? Caballo por, dama por. Lo per D7. E5, C por. E por F6 y alfil C5. Alfiere... Wow, Interessante. interessantissima alfiere C5. Caballo 4. Ma cavallo A4, se attacchiamo la sua donna con scoperta, prendi l'alfiere e attacca la nostra donna. Sembra... Ma abbiamo alfiere per F6 semplice. È che gli mangiamo tutto, è che abbiamo un rullo compressore di pedoni. E che qua lo spaziamo via perché spingiamo tutti i pedoni, il cavallo sta male, è un massacro, il suo re è debole, una posizione devastante. Vabbè, quindi C5 era forte, interessante da sapere, no? Per la prossima partita. D per E4. Allora per E4 qua la posizione è circa pari. Forse torre C7 subito, no? Lasciando la tensione.
forse era meglio. E su F5 magari qua C5 poteva essere più forte, o hai opzioni extra tipo cavallo per E5, no? Perché se prende gli cade l'alfiere, se gioca donna per E5 alfiere F6 con controgioco decisivo, no? Sì. E se prende in D7 lui torre per D7 a parte C5 minacci D4 e questo è un disastro, no? Per lui. Sì. E quindi qua cavallo F6 forse imprecisa, torre C7 un pochino lenta e qua sembra stare bene lui, perché anche se è reagito il pedone è debole, no? È andata così la partita e qua forse sta un filino meglio il bianco, sta un pochino meglio il bianco, sì. Arriviamo al dunque, qua secondo me ti hai rimesso a posto e qua ha giocato cavallo C5 punto esclamativo e ha giocato questa posizione. E secondo me è complessa, ma ecco, forse qua anziché H5 dovevamo tornare indietro, no? Per evitare le entrate. E se gioca donna per B6, ah, forse potevamo attaccare così. Entrare in F2. Sì, su donna per E6. Il punto è che poi minacciamo di entrare in E2. E se inizia a spingere i pedoni... Ah, mi abbiamo cavallo G4. Minacciamo matto. Però questo era difficile da vedere. In una partita classica a tempo lungo si poteva vedere. Sì. Ok, quindi qua lui ha giocato H5, qua va a stare meglio. E cavallo D6. Ha giocato bene lui, solo un pochino. Dobbiamo per forza dare la qualità. Prendere i pedoni. E qua lui ha fatto una vaccata, perché lui doveva giocare donna per B6, deve spingere il pedone C. È il suo pedone vincente. Invece qua ha giocato donna per E6, ora non è più così facile. Non so più se è facile davvero vincere, perché adesso non ha pedoni passati e qua con poco tempo tutti i giocatori provavano 13 secondi contro 8 e alla fine bellissima, re H6 con matto imparabile e la partita è finita. Troppo è imparabile qualunque cosa faccia. Qua avevi capito di avere vinto, avevi capito che avresti vinto. Sì. Aveva già calcolato tutto, al primo errore vince. Ottimo. E qua la conclusione in bellezza. Beh, direi che hai fatto vedere tutta la tua rabbia. Ci vediamo presto con altre partite allora, no? Alla prossima. Ciao ciao.